Mister 0-0, una partita che comunque lascia deluso. Sì, noi non abbiamo fatto una buona gara, insomma, è oggettivo questo. E poi dico che nonostante la prestazione non buona, comunque siamo stati bravi a portare a casa un risultato positivo, perché quando c'hai queste giornate qua dove sei un po' sottotono, sia a livello tecnico, a livello tattico, anche un po' a livello fisico, e la puoi anche perdere. Invece comunque alla fine hai portato a casa il risultato più importante che potevi portare, che è stato lo 0-0, perché dopo alla fine loro probabilmente hanno avuto anche qualche palla un po' più pulita per far gol, noi abbiamo avuto l'occasione a rigore, però non abbiamo avuto grosse occasioni in costruzione, a livello di gioco, su sviluppo. Quindi muoviamo ancora la classifica, chiaro che potevamo far meglio, però noi dobbiamo guardare anche un po' il percorso che ha fatto questa squadra, no? Da quando sono arrivato io, forse c'era da mettere in preventivo anche un po' in calo, però si va avanti insomma. C'è da dire che comunque il Maia Alta ha messo in campo veramente grinta da vendere, come già si sapeva all'inizio. C'è stata forse una sottovalutazione dell'avversario? No, sottovalutazione no, secondo me, perché comunque già da martedì avevamo presentato la partita, avevamo presentato anche queste qualità e queste caratteristiche dei loro giocatori, e giustamente loro hanno una fisicità importante e cercano di indirizzare la partita anche sfruttando le loro qualità. Noi un po' questa cosa l'abbiamo anche un po' pagata, un po' subita, anche su tante situazioni di rimessa laterale, loro portavano con questa rimessa laterale molto lunghe, due centrali in area a saltare, un po' abbiamo patito anche queste cose qua, quello sì. E comunque, posso dirlo con certezza, la più brutta partita sotto la sua gestione, diciamo. Vabbè, è vero, quello l'abbiamo detto, l'ho detto subito sulle prime parole. È chiaro anche che era anche una partita a differenza dalle altre che richiedeva a noi un'impostazione diversa, quindi magari anche le altre partite ti responsabilizzavano un po', no? Questa era una partita magari un po' da prendere in mano, da condurre, da provare a metterla all'avversario, e noi questa cosa qua non siamo riusciti a farla, poi partendo male magari loro sono andati dentro un po' le nostre carenze e ci hanno costruito la partita là. La partita poi certifica il fatto che Conegliano con le squadre che segue dietro fa molta difficoltà, con squadre che magari giocano di più è più libera forse mentalmente. Non lo so, io ne ho fatta una e quindi ne avessi fatte 3-4 così potrei avvallare la tua domanda o la tua considerazione. È chiaro che oggi la partita dice questo, non lo so se è una cosa strutturale, se è una cosa di personalità, è chiaro, è una partita, è stata una partita non fatta bene, però comunque è una partita dove noi siamo stati bravi a non perdere, a portare a casa un punto, e comunque diamo continuità, e sono 9 punti in 5 partite, non sono pochi, e andiamo avanti con il nostro lavoro, il nostro percorso. Andiamo su due simboli che i numeri certificano anche una certa carenza, che è Colombi e Fida. Colombi poi tra l'altro sbaglia il rigore, ma questo certifica altro ancora, che Conegliano dipende più da Nicoloso e Più. Non lo so, e oggi sai, puoi neanche stare là a giudicare un episodio del rigore, i rigori chi va a batterli ogni tanto capita che si sbagliano, quindi non puoi buttare addosso la croce. Quello ha fatto una partita dove ha lottato molto, non sono arrivati neanche molti palloni puliti, molti palloni in area, quindi non siamo neanche andati a stimolare molto le sue caratteristiche. È chiaro in linea generale, ma un po' per tutto il reparto è un reparto dove mi aspetto qualcosina in più, perché dopo se tu vai a schierare 3 giocatori importanti davanti è chiaro che a livello, ma non solo di realizzativo, parlo a livello anche di occasioni create, ti aspetti qualcosina in più. Io penso poi che il salto proprio che può fare sta squadra è quando tu trovi la freschezza, la continuità, i meccanismi tra gli attaccanti, quello lì può essere il nostro valore aggiunto per il nostro percorso da qua a fine stagione. Ecco, osserviamo proprio lo schema sul rigore che è stato molto efficace, perché è stato un lancio di ponte di testa dall'altra parte, penso fosse stato preparato.
Sì, uno schema è venuto fuori, sono cose che proviamo. Penso che oggi, se avevamo la possibilità di sbloccare la partita, visto la nostra non giornata, era su una situazione del palla inattiva, quindi da calcio d'angolo, su una punizione laterale, era venuta fuori una bella situazione, dopo c'è stato fallo a rigore, purtroppo è andata come è andata. Perché abbiamo creato poche occasioni anche nel secondo tempo, forse un calo anche fisico, nervoso. Sì, noi abbiamo provato anche qualcosa di diverso, siamo andati anche a fare un 4-4-2 il secondo tempo, abbiamo messo in Tuguzzini, fa l'esterno alto, abbiamo allargato Pischiutta di là per provare a mettere dentro qualche palla in area, però noi abbiamo fatto... loro si chiudevano molto bene, perché poi in fase difensiva loro diventava un 4-5-1 molto chiuso, era fatica, entrare dentro con il gioco era fatica, forse sbloccando la partita sulla situazione di rigore tu avresti avuto la possibilità sicuramente di trovare più spazi, di provare qualcosa di diverso, però la squadra, loro si sono chiusi molto bene, c'era veramente una grossa difficoltà, parlo per oggi, di andare dentro con il gioco.